Prova. Buongiorno a tutti. Non so se si sente fino in fondo, però se volete venire un po' più avanti c'è posto, maestre. Se volete venire un po' più avanti così anche chi è più in fondo può sentire. Qualcuno dice che i bambini della Giuliani sono bravissimi, però a Roncaglia non sentono. Facciamo sentire se ci sono i bambini di Ponte. Un bel urlo forte, sentiamo! Vediamo? Roncaglia ha sentito, bravissimi, bravissimi. Allora, buongiorno a tutti. Siamo nel cuore dei festeggiamenti del centenario del ponte di Ponte San Nicolò. 25 maggio 1913, raccontano le cronache che arrivavano un sacco di bici, di trattori, di mezzi da Padova e da tutta la zona della Sacisica per vedere quest'opera imperiosa per l'epoca da un punto di vista di ingegneria, perché un'arcata così lunga si dice che all'epoca ci fosse soltanto un altro ponte nel Tevere, e quindi erano presenti all'inaugurazione il prefetto di Padova, il vescovo. Oggi non li abbiamo disturbati perché volevamo farci una festa in famiglia, e allora abbiamo ritenuto, a cominciare da ieri sera che ci siamo già fatti il regalo in anticipo, con un giorno in anticipo, di regalarci un libro su Ponte San Nicolò, e questa mattina c'è la festa, e la festa ovviamente non poteva che essere con la presenza ovviamente dei nostri concittadini preferiti, i bambini, i ragazzi delle elementari di Ponte San Nicolò di Roncaglia, che sono al Parco Vite e che ci aspettano per darci il benvenuto, perché proprio il ponte è il simbolo di questo legame. Mi permetto solo, e faccio presto perché non voglio, visto che il Padre Eterno, per chi ci crede, o comunque la natura oggi ci ha regalato questa sola, non voglio usare troppo la sua pazienza, e di ringraziare tutti coloro che nelle grandi o nei gesti più semplici hanno consentito la realizzazione di questa festa. Mi permetto solo di citare, ma solo perché lo vedete con i vostri occhi, dietro le quinte, a parte vedete una statale chiusa, e vi assicuro che per chiudere la statale c'è un lavoro immenso di protezione civile, di vigili, di carabinieri, di autorità, ma per fare tutto quello che vedete, gli operai comunali, che ringrazio profondamente perché hanno lavorato molto, ma per dirvi, ieri sera e le sere precedenti, come i nostri fioristi di Ponte San Nicolò si sono messi in squadra e hanno allestito, come vedete, hanno decorato il nostro ponte con lavoro, e anche ieri sera, finché noi eravamo in presentazione del libro, la statale era un po' in sofferenza per l'allestimento del ponte per questi 100 anni. Ai ringraziamenti, che sicuramente dimenticherò qualcuno, ringrazio ovviamente il Comitato del Centenario, che ha consentito, ha lavorato molto. E allora, prima di procedere, lascio la parola ovviamente, che a nome dei miei predecessori è stato presidente di questo comitato ed è il sindaco emerito, e per così dire, io per battuta dico che praticamente quando è stato inaugurato il ponte lui era alle elementari, e allora invito qua, per battuta ovviamente, Giovanni De Cavalier, Giovanni Bezzon, sindaco di Ponte San Nicolò. Grazie, buongiorno a tutti. È stato un mio motivo di orgoglio poter presiedere il Comitato per il Centenario, organismo istituito dall'amministrazione comunale per coordinare le varie iniziative promosse dal Comune, enti e associazioni locali per celebrare i 100 anni del nostro ponte. In questi mesi di febbrile lavoro organizzativo sono stati coinvolti nei preparativi numerose realtà associazionistiche e molti cittadini, dagli anziani, dagli adulti, sino ai ragazzi e ai bambini del nostro istituto comprensivo. Tutta la nostra comunità si è unita per allestire le tante iniziative volte a festeggiare almeno il compleanno di quello che a tutti gli effetti è il simbolo del nostro paese. Il ponte
il ponte. Il 25 maggio questa infrastruttura così importante per la vita sociale ed economica del nostro comune compie i suoi primi 100 anni. In questo secolo il ponte ha attraversato in entrambe le direzioni da centinaia e migliaia di persone e dei veicoli ha congiunto la saggistica di Padova, ma soprattutto Ponte San Nicolò al resto del territorio comunale, Roncaglia, Rio, Roncaiete, San Leopoldo. In 100 anni il nostro ponte non ha semplicemente unito due sponde di Roncaiete, ma ha unito la cittadinanza fisicamente e idealmente. Se vogliamo, il centenario del ponte può essere considerato un pretesto per festeggiare noi cittadini di Ponte San Nicolò, per stare insieme, per condividere la gioia di essere comunità. Per concludere, vorrei porgere i miei ringraziamenti al signor Sindaco Enrico Rinoncini, all'amministrazione comunale, a tutte le persone con cui ho collaborato a vario titolo in questi mesi per organizzare al meglio i festeggiamenti e per i 100 anni del nostro ponte. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a Giovanni Bezzon e cedo subito la parola invece alla nostra concittadina scrittrice, architetto, giornalista, basta, Daniela Borgata, autrice del libro Ponte San Nicolò. Buongiorno a tutti, grazie. Oggi noi ricordiamo con orgoglio i 100 anni di vita del ponte di San Nicolò, un manufatto che ha sostituito il vecchio ponte di pietra da secoli, posto al crocevia di due elementi decisivi per lo sviluppo del territorio: la strada pubblica realizzata agli inizi del 200 per congiungere Padova con Pieve di Sacco e il fiume Bacchiglione, in passato via di comunicazione privilegiata tra la città e la laguna e il litorale veneto. Ricordiamo questo giorno con orgoglio e i 100 anni con orgoglio perché proprio attorno al ponte e ai mulini natanti si sviluppò piano piano il nostro paese. Si radicò e organizzò la comunità. Mentre vi parlo guardo i scariolanti, se vi girate li vedete, che stanno andando su e giù con le carriole e ricordando come sia stato fatto come sono stati fatti questi argini e come è stato fatto questo ponte. E anche a loro direi di mandare un saluto e un grosso applauso. La nostra comunità prese forma e si definì in tanti secoli e il paesaggio fino alla metà del Novecento è stato più o meno lo stesso: campagne ben coltivate, fossi, insediamenti civili, piccoli villaggi, chiese parrocchiali, case, edifici rurali, corti monastiche, villeggiature. Lungo la riva del fiume si conservano tante significative tracce che parlano della nostra storia, della vita della comunità, che dai 1000 anni qui si è insediata. Ha lottato per la sopravvivenza, ha lavorato duramente, ha fatto fronte con tenacia ad eserciti, alluvioni e carestie. Questa bella occasione del centenario, ideata dal nostro sindaco Rinoncini, ci ha dato la possibilità, a nostra volta, di costruire altri ponti ideali, rivolti verso la nostra storia passata e proiettati verso il domani. Buon compleanno Ponte, buon compleanno a tutti noi! Grazie Daniela, ricordo che il suo libro è disponibile credo anche al Parco Vita questa mattina, domani durante tutta la giornata sarà chiusa via Gerato dalla statale fino al campanile, ci saranno, se il tempo permette, una serie di iniziative che avete nel programma e ci sarà anche la possibilità di acquistare questo prezioso libro per Ponte San Nicolò. E quindi Daniela ha citato proprio i carriolanti e quindi invito Leone Barison, presidente della Proloco, a dare un saluto e proprio a spiegazione di quello che avverrà oggi e anche domani e soprattutto per quello che sta accadendo sull'argine. Poi al termine della manifestazione potete andare ad ammirare. Grazie. Allora vi spiego cosa
sta venendo sull'altro lato del fiume. La Proloco di Correzzola, che si chiama appunto Vita d'altri tempi, con il suo vicepresidente Antonio, ha ricostruito le carriole e l'attività degli scagnolanti. Sono quei braccianti, diciamo, quel mestiere girovago che si esercitava nei secoli, che ha permesso la costruzione degli argini, la sopraelevazione degli argini e anche qui vicino la costruzione, in epoca molto successiva, il canale scaricatore, che è stato fatto con carriole, carrette e tanta volontà. Allora gli scariolanti, uomini con piccole carriole che con poca terra ridisegnarono in 6 secoli, a partire dal tardo Medioevo, la geografia di un territorio vastissimo in un intreccio infinito di fiumi, canali, paludi, acque dolci e salate, zanzare e malaria. Questa lunga storia costò molte vite e infinite sofferenze e cambiò radicalmente la nostra storia. I braccianti si allontanavano per giorni dalle loro misere case per penetrare in territori insidiosi dove essere colpiti dalla malaria era quasi certo. Con i loro mezzi gli scariolanti costruirono faticosamente lunghi argini e modificò la geografia di una vasta area poco a poco, trasformando l'inferno in paradiso. Grandi opere e un grande insegnamento, perseguire semplici obiettivi giorno dopo giorno, anche con pochi mezzi, ma con tenacia e coerenza porta a grandi risultati. Per questo gli scaiolanti sono diventati uno dei simboli di questa terra. Al tramonto del Medioevo, la faticosa e travagliata opera di bonifica di questi luoghi, attraversati da innumerevoli fiumi e costellato di paludi, è ampiamente documentata a partire dal XIII secolo, ma trova le sue origini in tempi assai remoti. Chilometri e chilometri di arginature e protezioni per le acque nascono da lavori faticosissimi, stenti e tribolazioni di centinaia di operai braccianti che spingevano le loro carriole contenenti non più di 2 paletti di terra per volta. Abbiamo l'occasione di aver ricostruito tutto questo e lo potete, ragazzi, vedere qui alla vostra sinistra. Vi do appuntamento poi a domani, la festa continua, perché avremo i mestieri una volta, avremo una festa che prosegue tutto domani. Venite alla festa del centenario. Grazie. Grazie a Lino Barisonna. Prima facevo una battuta e dicevo che Cavaliere Bezzona era presente all'inaugurazione, però invece devo dire, e qui abbiamo un special guest, si dice, no? Una persona, un ospite speciale, perché non era ancora, però credo la sua mamma fosse al 6° mese, 5° mese, 6° mese, e allora invito veramente calorosamente un signore che oggi ha 99 anni, virgola, qualche mese, tra poco festeggerà come il ponte. Angelo, venga avanti Angelo, e a settembre lui è coetaneo del nostro ponte, quindi chiedo se Angelo vuole un semplice saluto a tutti questi ragazzi, a tutte queste famiglie di Ponte San Nicolò. Grazie a tutti quanti, e auguro tanto bene. L'unico che fa da ora anche lui, ma lui non sa come lui invece che viene in Germania, ho fatto, sono in rifugio, ma così di fuori, ieri il nemico qui che siamo qua, dall'altra parte, questo prima, e che ha fatto? Adesso è 9 della mattina, così gli 11 viene l'ufficiale, che ha detto, e dopo che ha fatto così. Vedremo. Dai 40. Nei 43. Io faccio un grandissimo applauso, come vedete, a una persona straordinaria che è la storia del nostro comune, la storia della guerra. In questa occasione mi permetto, a nome, non mio, a nome di tutta questa gente che le vuole bene, al signor Angelo Papolin, concittadino quasi centenario, in occasione dei 100 anni della costruzione del ponte, con stima e ammirazione. Grazie.
Bene, siccome siete stati bravissimi, stiamo avviando alla conclusione di questo momento. Desidero ringraziare le autorità presenti, vedete i nostri vicini di casa, il sindaco di Legnaro, il vice sindaco di Saonara, le autorità militari, il nostro comandante Marco Corazza, il capitano di Piave di Sacco Affinuto, ovviamente il presidente di tutti coloro che hanno onorificenze, cavalierati e quant'altro, il nostro concittadino Litamè, e ovviamente tutta l'amministrazione comunale. E quindi, come si deve, rinnovo il grazie ovviamente agli sponsor. Vedete anche questo palco che è un semplice carro ma è stato addobbato in bellezza, e quindi invito ad andare a acquistare i fiori dai nostri fioristi, ovviamente di Ponte San Nicolò, perché se lo meritano. E chiedo quindi, come è doveroso, ora alla banda di prepararsi per l'inno, a seguire la benedizione, e quindi rinnoviamo il taglio del nastro come fu fatto 100 anni fa. E quindi lascio ora alla banda di allietarci con l'inno d'Italia. Ora, pensando anche, e credo sia doveroso, a tutte le persone che in qualche modo su questo ponte, perché in questi giorni mi è stato ricordato che qualcuno ha anche perso la vita in questo ponte, in questo fiume, e quindi in questo ricordo accompagniamo la benedizione di Don Francesco e di Dio. Ciao bambini, per chi di noi ha meno di 60 anni o di 50, adesso vedrà fare un gesto che è stato tralasciato in queste zone, un gesto che richiama le erogazioni, e le erogazioni erano le benedizioni che si facevano annualmente ai campi per proteggere i frutti della terra, quindi la vita, l'alimento, dalla grandine e soprattutto dalla carestia. Ora invocherò la benedizione del Signore su tutti voi, sul ponte ma anche sull'acqua, perché con questa benedizione, che non è magica, il Signore ci tenga lontano dalle alluvioni, un'altra quasi scampata in questi ultimi mesi, e soprattutto per noi che siamo qui, dire a Dio: proteggi la vita, proteggici dall'acqua, proteggici dagli incidenti stradali, proteggici. Per questo ora benediciamo voi, persone, tutti noi, uno strumento creato dall'uomo, il ponte, ma soprattutto proteggici non dall'acqua ma dall'alluvione, cioè
da ciò che la natura può distruggere. Preghiamo. La tua benedizione agisca in noi, Signore, e ci trasformi con la sua potenza rinnovatrice, perché possiamo essere interamente disponibili al servizio del bene. Scenda su questo tuo popolo la desiderata benedizione, lo confermi nei santi propositi, perché non si separi mai dalla tua volontà e ti renda grazie per i tuoi benefici. Dona prosperità e pace ai tuoi fedeli, Signore, con l'abbondanza dei tuoi favori, perché da te benedetti benedicano il tuo nome ed esultanti ti lodino senza fine. Per Cristo nostro Signore. E vi benedica tutti Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ringraziamo Don Francesco, e mentre credo ci sia in giro il nastro da qualche parte, dovrebbe esserci il nastro pronto, eccolo qua, e mi dicono di venire su così tutti ci vedono, e è un gesto simbolico ovviamente. E allora non so se maestre potete, voi bambini, è possibile? Se si può? Ecco, finché salgono i bimbi, do il saluto anche al sindaco Crescente, che all'epoca era sindaco di Ponte San Nicolò nell'inaugurazione insieme al vescovo Pellizio, e quindi do un saluto cordiale al sindaco Crescente, che fa parte del carro vincitore del carnevale, perché intitola proprio il carro del ponte, al quale faccio un applauso perché ha tenuto il carro per accompagnarci oggi in questa festa. E quindi mi date una mano? Bravissimo. Riuscite a alzarlo alto, che vedono tutti. Bene, e allora come si fa nei compleanni? Si tagliano i nastri, quindi chiedo al mio predecessore di aiutarmi perché non so, e ora io che sei mio maestro e insegna. E buon compleanno!